avete visto cose molto interessanti, devo dire che le proposte che arrivano dalle serre sono quelle un po' più innovative, come posso dire, sembrano un po' più futuribili, ecco, però adesso loro hanno avuto questo momento importante in serra, continuerà poi nel pomeriggio, noi adesso stiamo chiudendo, volevo fare solo un ragionamento con il professor Paolo Sambo dell'Università di Padova, un secondo su quello che è stato detto fino adesso, quindi abbiamo quindi idroponica, aeroponica, tutte queste belle cose che non sono proprio la novità assoluta, ma forse queste applicazioni sono assolutamente nuove. Sono evoluzioni di applicazioni, ulteriori evoluzioni di situazioni che già si attuano. Ovviamente la serra, l'ambiente protetto, meglio si presta alla tecnologia, perché controllando l'ambiente possiamo poi modulare qualunque cosa. Abbiamo visto le interessanti applicazioni del mix tra aeroponia e idroponia. Prima abbiamo visto un nuovo sistema per gestire l'acqua in coltivazione fuori suolo, che sono non tecnologie assolutamente nuove, ma ormai si stanno diffondendo e quindi permetteranno un ulteriore miglioramento sia dal punto di vista ambientale, risparmio di risorsa idrica, ma anche un'ottimizzazione e gestione delle colture, quindi maggiori rese, minori costi e via dicendo. Adesso dico una cosa, me la perdonerete voi che mi state seguendo, proprio una curiosità mia adesso, ma tutto questo poi, credo per il futuro prossimo dell'uomo, intendo dire se poi noi lasceremo questa terra e andremo su altri pianeti, questo tipo di esperienze saranno molto utili, penso. Assolutamente, io posso citare una collega che è all'avanguardia a questo punto di vista, che è la collega De Pascale dell'Università di Napoli. Loro hanno appena sviluppato un centro per la produzione di cibo nei viaggi interplanetari, in previsione dei viaggi interplanetari. Alla base ci sono ovviamente tutti questi studi. Queste sono le tecnologie che poi portate all'estremo ci permetteranno anche di produrre cibo in ambienti diversi da quelli che normalmente stiamo utilizzando. Perché ragazzi 2 o 3 volte al giorno, qualcuno solo una, dobbiamo mangiare e quindi che stiamo sulla Terra o che andiamo su Marte o non so dove, mangiare 1, 2, 3 volte al giorno con la colazione la dobbiamo fare, vero direttore di Confagricoltura di Rovigo Massimo Chiarelli? Ovviamente è vero, è importantissimo mangiare e vorrei dire anche mangiare bene se si può, utilizzando dei prodotti genuini e utilizzando dei prodotti che sono fatti e prodotti appunto nel rispetto delle norme che ci sono attualmente. Ultimamente anche l'Unione Europea attraverso le proprie decisioni Farm to Fork ha anche indirizzato tutte le politiche future che noi dovremo considerare in maniera diretta per la riduzione dei fitofarmaci, la riduzione di tutti anche dell'acqua, quindi un utilizzo intelligente dell'acqua per arrivare comunque ad un cibo buono e nello stesso tempo sano. Allora, l'ho affrontato con gli altri colleghi delle organizzazioni professionali agricole che si sono venuti su questo palco prima e c'è un problema, ovviamente, giustamente tu hai citato la politica Farm to Fork dell'Unione Europea, poi dopo questo ne stiamo discutendo proprio in questi giorni, l'altro ieri c'è stato approvato il PNRR, quindi il piano il recovery plan italiano, quindi da lì arriveranno soldi molti dicono che un 40% di questa grande cifra andrà all'agricoltura e all'agricoltura servono soldi perché voglio dire tutte queste innovazioni, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, costa e voglio dire sì, per carità noi volentieri, intendo dire noi imprenditori agricoli ci mettiamo del nostro, però dateci una mano. Sì, allora è stato proprio approvato nei giorni scorsi, il commissario europeo è venuto l'altro ieri a Roma per darci questa buona notizia, è stato approvato a pieni voti, noi siamo molto attenti all'evoluzione di questo piano. Sono 236 miliardi di euro che dovranno essere spesi entro il 2026, il 37% riguarda la transizione verde, no? Quindi non propriamente per il settore agricolo ma per tutta una serie di investimenti che dovranno essere fatti dall'Italia, perché partiamo dall'Italia ma questo vale anche per tutte le altre nazioni, in questa logica appunto di transizione verde. Sono 80 miliardi circa.
Esatto, per l'agricoltura ci sono delle misure specifiche che rientrano proprio in questa missione, la chiamano proprio, e riguardano anche quello di cui tu hai appena parlato, quindi l'utilizzo di agricoltura di precisione, dell'agricoltura 4.0, ci sono delle risorse importanti che vengono destinate appunto anche a tutto il settore delle filiere, quindi la capacità di produrre in una logica di filiera, e questo riguarda tutto il mondo agricolo. E c'è anche un'altra misura da 1,5 miliardi circa che riguarda la produzione di energia elettrica attraverso pannelli fotovoltaici collocati sui tetti, che indirettamente ci interessa perché magari sono tantissime i capannoni e le strutture che sono sul nostro territorio che possono essere sfruttati in questo senso. Confagricoltura Rovigo da questo punto di vista, poi voi come avevamo detto anche prima avete grandi estensioni, quindi intendo dire tutta la provincia ha grandi estensioni per l'agricoltura, poi Confagricoltura diciamo ha una base che normalmente ha forse qualche ettaro in più mediamente degli altri. Ecco, come vedete questo problema dell'irrigazione di precisione? Beh, intanto abbiamo tante aziende, grandi, medie, piccole, questo forse è un plus, no? Cioè cercare di trovare il punto di lavoro comune per tutte queste esigenze rappresenta anche una sfida interessante. Per noi l'irrigazione di precisione è importante e tante aziende hanno già fatto investimenti su questo settore. Basta venire a fare un giro qui nel Delta, a pochi chilometri ci sono parecchi pivot che sono stati installati anche per merito del piano di sviluppo rurale, che aveva una misura specifica sulla 411 di investimenti per quello che riguarda l'irrigazione. Devo dire che nella nostra provincia sono state tante le aziende che ne hanno beneficiato, e se non hanno sfruttato il finanziamento del piano di sviluppo rurale hanno sfruttato quello del credito d'imposta, perché legati a queste strutture ormai ci sono tutta una serie di, come avete visto tutta la giornata, di meccanismi, di congegni, di collegamento con il GPS che danno una valenza informatica importante per ottimizzare al meglio l'uso dell'acqua, perché è questo il tema, cioè utilizzare al meglio l'acqua, sprecare meno, no? E utilizzare quando serve. Anche noi per esempio abbiamo un progetto che stiamo facendo in collaborazione con Orta, che è una società, uno spin-off dell'Università di Piacenza, dove vengono posizionate delle capannine meteorologiche e si danno indicazioni alle aziende quando è il momento di irrigare, quando è il momento di trattare, eccetera. Quindi c'è un'attenzione da parte nostra, del nostro servizio tecnico, ma anche dal punto di vista sindacale importante verso questo argomento, perché fare sindacato vuol dire anche accompagnare le aziende, e io dico anche soprattutto accompagnare le aziende in un'evoluzione tecnica, perché questo sarà il futuro. Allora, grazie a Massimo Chiarelli. Allora, tanto per essere chiari, per chi non sa cosa stiamo facendo noi adesso, dietro di là tutti sono andati a mangiare, perché a questo punto noi siamo in campo dalle 7:30 di questa mattina, abbiamo cominciato la diretta Facebook alle 9:30, adesso la blocchiamo e poi riprenderemo puntuali alle 14. Vi ricordo che siamo a Po di Tramontana, centro di Veneto Agricoltura per l'orticoltura e la floricoltura, con queste giornate per l'irrigazione di precisione. Seconda parte tra le 14 e le 16, Mimmo Vita vi saluta con Paolo Sambo e con Massimo Chiarelli, l'appuntamento è fra un'ora e mezza, ciao a tutti. Arrivederci.